forze statistiche che ci schiacceranno. Detto tutto questo, che non è sufficiente per spiegare tutto quello che della mia testa, non è sufficiente per iniziare a parlare, c'è pure un versante interno. Noi stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare per essere credibili quando diciamo siamo capaci veramente di porre all'Italia il nodo federalista vero, perché il federalismo è ciò che consente unità e coesione, ma non è proprio il caso dell'Italia. Noi abbiamo le carte vere, non abbiamo le carte vere. Noi non abbiamo le carte vere. Noi facciamo bilanci falsi. Vi faccio un esempio banale. Dati 2010. In entrata, dopo l'assestamento, 7 miliardi e 800 milioni. Possiamo spenderle, facendo un calcolo sbagliato, ma proprio per 6 miliardi e 9. Quindi noi, al momento in cui scriviamo il bilancio, abbiamo già 800 milioni di residui. Al momento, noi abbiamo dietro il bilancio della regione 9 miliardi di residui. E ci permettiamo di avere un disavanzo di 1 miliardo e 800 milioni di euro. Non abbiamo le carte in regola e non abbiamo il coraggio di metterle in regola. Nel 2008 noi abbiamo assunto 850 dirigenti medici che oggi il Ministero della Sanità dice sono in esubero. Noi abbiamo gli ospedali di Ghilarza, di Sorgono, di Chiesi, ma come non ce n'è ospedale? Ma no, non c'era dicevo, questi ospedali incassano 30, spendono 100. Incassano 30, spendono 100. Appena ci si azzarda a dire bisogna trasformarli, insurrezione. Non abbiamo le carte in regola, neanche del coraggio di fare le cose. Non le abbiamo. Poi diciamo anche molte bugie. Un primo elemento è questo. A noi chi sarebbe? No, noi diciamo che il centro politico in generale ha qualche responsabilità generalizzata. Perché quello che sto per dire lo potevano fare anche prima che lo dicessi. Ci impongono il patto di stabilità, ci impongono come centro politico, ci impongono il patto di stabilità. A quel punto ci conveniva fare i bilanci coerenti col patto di stabilità. Invece cosa succede dal 2007? Succede così, che si fanno i bilanci ordinariamente, poi a gennaio la giunta dice a ogni assessorato questo è il tuo tetto di spesa, che è differente rispetto a quello messo a bilancio. Quindi il vero bilancio lo si fa sul patto di stabilità, non lo si fa sul bilancio di competenza approvato dal Consiglio regionale. In sostanza si espropria il Consiglio regionale dalla decisione sul denaro. Poi accade un'altra cosa, che non siamo mai riusciti a riformare. €1 per uscire dalle casse della regione e arrivare a un cittadino impiega dai 18 ai 24 mesi. Dai 18 ai 24 mesi. Noi dobbiamo avere un'idea chiara della responsabilità che abbiamo in Sardegna, le università dovrebbero farsi carico, dell'obbligo di creare un pensiero semplice dell'amministrazione. Faccio un esempio che tocca Marconi. Accordo di programma di Tosso, premiato ieri dalla Comunità Europea come il miglior strumento attuativo delle politiche territoriali. Io sono imbufalito perché la procedura prevede che ci sia un soggetto attuatore che è il DIC, ma non è il soggetto responsabile. Il soggetto responsabile è rimasta una persona, non tante, una nel centro regionale di programmazione, che è un collo di bottiglia, che fa marciare tutto a una lentezza insostenibile. E noi non abbiamo le carte in regola. Finito. Abbiamo lo strumento per cambiare questa situazione. Le strumenti sono le riforme.
di cui abbiamo parlato in questi giorni. Io penso una cosa, noi non riusciremo a fare le riforme se non diciamo che subito dopo aver fatto le riforme andiamo a votare. Perché diversamente il centro-sinistra giustamente dice: ma perché io devo concorrere a fare le riforme insieme a te per poi concludere ordinariamente una legislatura e vedere te che lo usi strumentalmente come bandiera? Ancora, noi riusciamo davvero a impostare bene la questione delle riforme, quindi la questione della riforma interna e del confronto con lo Stato, con questo sistema di partiti? Io credo di no. Io trovo il PDL in una crisi mortale e il PD in una crisi culturale di direzione assolutamente evidente. Evidente. Noi abbiamo messo in campo un tema, abbiamo detto: ma è possibile creare un grande partito dei sardi strutturato sugli interessi generali della Sardegna? È possibile modificare il sistema dei partiti alla luce della modifica del sistema dei partiti, avere la forza e il coraggio di una stagione di riforme che diversamente non si farebbero mai? Questo tema è censurato, ma è libero. Il tema è se riusciamo a tradurre lo sforzo che stiamo facendo di elaborazione sulle riforme in una scelta coraggiosa di riforma del sistema dei partiti in Sardegna. Lo schema che divide i riformisti in riformisti del PDL, riformisti del PD, sardisti, riformatori, è uno schema che ci ammazza. O abbiamo la forza, ci si sta tentando dagli anni 90, di mettersi insieme oltre gli schieramenti nazionali, o noi non avremo le carte in regola di natura politica e istituzionale per affrontare il rischio povertà che sta arrivando in Sardegna. Vorrei dire altre cose, non sarebbe tutto.